Movida violenta. Tutto succede nel cuore di Vicenza, a Ponte degli Angeli. Un ragazzo viene picchiato da due giovani. Sono le 11 di sera quando davanti a un locale una lite degenera in violenza. Protagonisti tre nordafricani. Forse a far scattare la scintilla che incendia gli animi è un apprezzamento a una ragazza. La discussione sfocia in aggressione. I due che si trovano con la ragazza avrebbero reagito con calci e pugni, scaraventando il giovane per terra. Mentre uno lo malmenava, l'altro sarebbe riuscito a rubargli il borsello con all'interno il portafogli. Scatta l'allarme, arriva una pattuglia della questura che trova la vittima ferita al volto. Uno dei due giovani aggressori viene arrestato in flagranza di reato con l'accusa di rapina aggravata e lesioni. Il complice, invece, riesce a fuggire dileguandosi per le strade del centro storico. Il ferito, portato al pronto soccorso, avrebbe riportato contusioni multiple e lesioni facciali, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Adesso gli investigatori, grazie alle testimonianze e agli occhi elettronici di videosorveglianza, stanno cercando di risalire al fuggitivo. Intanto il sindaco Giacomo Possamai assicura massima attenzione. L'attenzione è massima da parte della prefettura, della questura, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, di tutte le forze dell'ordine, ma anche da parte della polizia locale. Non è ammissibile che in città vengano fatti di inciviltà vera e propria come questo, risse tra ragazzi giovanissimi, perché non c'è in alcun modo giustificazione di fronte a situazioni come questa. Tra l'altro la polizia è prontamente intervenuta l'altra sera e in questo momento sta anche indagando sui responsabili di questa rissa.